La terrazza soleggiata dell'Hotel Excelsior fa da splendido scenario alla presentazione di cortinametraggio presso lo spazio Regione Veneto alla 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nuovo logo, nuova sigla, spot d'apertura con Pesciolino in simbiosi col celebre scoiattolo di Cortina d'Ampezzo. Il festival si svolgerà dal 14 al 20 marzo 2016 e si propone di promuovere il rapporto speciale tra Cortina e il cinema, coinvolgendo il pubblico della Regina delle Dolomiti alle opere più giovani della produzione e della cultura cinematografica. Prima di tutto la novità più importante è che abbiamo aumentato di 2 giorni, quindi si parte dal 14 marzo fino al 20, quindi da lunedì a domenica, e questo vuol dire già una crescita del festival. In più ovviamente le sezioni rimangono sempre le stesse, quelle dei corti comedy e dintorni, la sezione delle web series e dei book trailer, e probabilmente da quest'anno incrementeremo anche la sezione dei corti comedy con una ricerca dei backstage dei corti realizzati, che vogliamo essere i primi in Italia a dedicare questo spazio per i cortometraggi. Quindi le novità sono tantissime e il marchio nuovo, questa è la cosa nuova, perché abbiamo lanciato oggi ufficialmente, c'è il lancio del nuovo logo di cortinametraggio, del nuovo sito web che è sempre cortinametraggio.it ma tutto rivisitato. Il pesciolino rosso si è un po' modernizzato e stilizzato e speriamo che vi piaccia. Le conferme anche ovviamente da parte del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di RaiCom, in primis con Rai Cinema, che saranno sempre presenti, ci faranno da partner in questa 11ª manifestazione. Ospiti e talentuosi attori, attrici e registi che formeranno anche le giurie delle sezioni in concorso, composte appunto da professionisti del settore. Però devo dire che Cortina è la regina delle Dolomiti, come la usa chiamare la nostra Maddalena, che mi ha invitato già dall'anno scorso quindi a presentare la 10ª edizione di Cortinametraggio, ed è stata un'esperienza incredibile per me. Non immaginavo, a parte tutto questo interesse dietro un festival e anche molti attori di nome che veramente danno il loro contributo partecipando a dei corti di loro colleghi magari meno noti, ma diventa davvero uno scambio naturale di energie, quindi è stata una cosa bella, sorprendente, i corti di altissima qualità, quindi non si poteva trovare una vetrina migliore che quella di Cortina. In più c'è grande spazio anche per il divertimento, si sta tutti insieme, si crea proprio una bella famiglia, è stato veramente un momento che ricordo con molto piacere. 7 giorni di proiezioni, dibattiti, workshop ed incontri all'interno del Cinema Eden del Grand Hotel Savoia, sala cultura tra registi, giornalisti, protagonisti e pubblico. Sono confermate al Cinema Eden, logicamente sempre ad ingresso gratuito, ed è confermata anche di nuovo la location del Grand Hotel Savoia, che sarà il punto base per tutta la manifestazione. E soprattutto abbiamo già il primo nome che ci ha pregato di confermarlo e di avvisare, che sarà Francesco Bruni, che sicuramente sarà nella giuria dei corti comedy o in un'altra delle giurie, ma vuole essere presente perché è partito oggi, quindi non può essere qua alla conferenza stampa, ma ci tiene a esserci e a seguire questo festival. L'11ª edizione di Cortinametraggio dal 14 al 20 marzo 2016 a Cortina d'Ampezzo, con il patrocinio e contributo del MIBACT della Regione Veneto, del Comune di Cortina e della provincia di Belluno.